Vive il paparo! Sì, signora facciamo le canzoni. Stiamo qua padri per le mamme. Stiamo qua al tribunale. Solo perché sono mezzo bagaglio, perché sono mezzo tartaglia, e si fa tutta questa confusione. Ma facetemi un furmone. Fatemi un favore, abbiate pazienza. Signor Preseghi, signori giudici, i signori giudici e signori della Corte. Signori della Corte. Qui non si tratta, non si tratta di fare la causa, di fare la causa su fucile prima rattato. E che vuole il problema ancora? Con un omicidio premeditato o per un furto. Avvocati hanno questa parola. O per un furto. O per un assoio. Assassinio. Nola. No. Ma solo Cesaratti. Ma solo si tratta di una povera mula sventrata, di una povera moglie sventrata che viene davanti a voi, signor Presidente, per farvi provare con fritte e tartuffe, per farvi provare con i fatti le torture che le dava sta facendo lui continuatamente suo marito, quello che rotta la pupatella, quello che ha detto la paparella e la parrocchia San Gaetano. La parrocchia signor Gaetano o uomo imponente. Ci prova i 48 papri che quando andò per pittarsi la casa trovò il signor si bucava all'estate che la prova la che si contrastava con la propria voce e si faceva le pumarole l'indosso e si dicevano delle parole in prova. Cameriera della casa e donna salata, donna salariata,
Poteva dire che sai che un pallo? No, scendete. Popo. Poi parla Marò. Poi facciamo il culo. Poteva dire che i suoi padroni non si contrastavano. No. Ma nonna no! Essa è per essa venne a dirci che il Signore è fedele. Che il Signore felice e sua moglie si buccavano ogni minuto secondo. E quando Gesù sei? Si contrastavano ogni minuto secondo. Signor Puzzoletto. Signor Presidente. Voi che rappresentate la Gestunia, voi che rappresentate la giustizia, ditemi francamente, chi è voi non te ne corno? Non Gaetano, non ti preoccupare, sei voi torni da te. E chi sa la figlia? Chi di voi non te ne corno di fare giustizia? Signor Presidente, giungate giudicate voi, avrete sta figliando, Signore, non fa a me, signore, che facite? avrete sta figliuola e chi sto pizza non c'è. Questo viso è innocente e non ci può essere un mannaggia, una malvagità e non è colpevole. No, è cussato. Non è colpevole. Ma era un marito che gli aveva trovato pane, c'era se casa che andava trovando paglia per 100 cavalli. È innocente, mandiamo la spalla. Perciò se la viterà una pera, se la viterà una pera, o che le mamme dove le sono? Perché le sia? O che l'amalgama o che la solva. Ho finito. Signor Presidente, vi prego di ascoltare gli altri testimoni. Michele Pastore, avanti. Ma perché hai fatto? Perché non felice, mi pensurava, mi trattava pure. Non pensurato, non mi trattava più come una volta. Adesso ho capito. Imbecille, per causa tua mi faceva lasciare questo pezzo di cuore. Voglia mia cara. Non felice. Sì. No, sì, no, sì. Aspetta, sì, no, sì. Signori, grazie.
Grazie di cuore. Grazie per la partecipazione che date, sia la prima sera, venerdì, ieri, sabato e oggi. Siete sempre numerosi. Questo ci fa piacere e ci dà la forza di continuare a fare questi spettacoli ogni anno. Grazie, grazie, grazie. Un ringraziamento va sia a voi che a tutti gli sponsor che ci aiutano ad allestire questo appartamento, chiamiamolo così. Grazie a loro, grazie a loro. Niente, Salvatore Sagiomo, il nostro regista, per favore, se puoi venire sul palco. Il nostro regista. Due paroline, Salvatore. Non ce la faccio a fare. Non vuol dire niente. Marco Bazzi. Dov'è? Grande Marco. Grazie Marco per la pazienza che hai tenuto alle prove, pure se non capivi niente in napoletano, ma ci hai aiutato molto. Grazie di cuore a nome della compagnia I Triatisti. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Voglio dire un grazie non solo a voi e ai costumi, alla signora Lilia Caiazzo, Antonio Infantino, guarda qua. È meglio la Sally Speck tra i beautiful, guarda, non mi viene a capire. No, non ce la faccio proprio più a parlare.